Mirko Di Girone, siete stati bravi ad attendere, ad avere pazienza perché queste sono partite dove chiaramente l'episodio può fare la differenza. Poi questi due campioni che ora sono con la maglia bianconera, insieme a tutti gli altri, hanno fatto la differenza, ma direi una buona squadra oggi del centro. Sì, io penso che abbiamo fatto, sinceramente ti dico la verità, una delle più belle partite che abbiamo fatto in casa, perché al di là del risultato siamo stati concentrati, non era facile. Questo derby qua è molto sentito, soprattutto da parte nostra, perché abbiamo 7 viareggini in squadra e lo vivono giustamente in maniera molto forte. Però proprio per questo sono molto soddisfatto, al di là del risultato, ripeto, perché siamo stati intelligenti, ordinati, pazienti e abbiamo sfruttato le occasioni buone che ci hanno lasciato. E poi Pablo ha fatto il suo sicuramente perché ha fatto un'ottima partita, ma dall'altra parte anche Eric Ignata ha dimostrato ancora una volta che per il momento rimane lui il miglior portiere italiano in assoluto. Comunque, ecco, la squadra, come dici te, che subiva forse psicologicamente il Palabarzacchi, stasera di fronte a questo grande pubblico è riuscita proprio a sciogliersi. Sì, a parte un ringraziamento particolare al pubblico perché questa sera è stato eccezionale, è stato un derby bellissimo, una cornice di pubblico invidiabile per l'hockey italiano, quindi è stato un derby eccezionale. Diciamo che le ultime partite in casa le abbiamo sempre giocate in maniera crescente e questa qui è stata forse quella che ti ripeto mi è piaciuta di più, di fronte a un Forte di Marmi messo bene in pista, ordinato, con delle buone individualità e quindi la partita, i punti valgono veramente tanto questa sera. Bene, in bocca al lupo anche per la Coppa Italia. Grazie.